Paolo, oggi mi hai fatto fare un sacco di sport e devo dirti che mi è venuta fame. Prima siamo stati poi in Malga da Christian e quindi a parlare di formaggi e di salumi devo dire che un certo languorino ce l'ho. Dove mi hai portato? Beh, adesso ti ho portato alla Gabbiola, gestiti da Marzia, Alberto e Adele, anche questi nostri amici bravissimi, e qua troverete ogni ben di Dio. Ogni ecco, ben di Dio. sono Allora, bravissimi. Paolo, io so che tu non ci puoi seguire perché hai un appuntamento con i ragazzi della scuola dello Sci Club D qui di Recoaro, la scuola di fondo. E niente, noi abbiamo parlato delle cose positive, ce ne sono tantissime da dire qui a Recoaro, però non possiamo trascurare anche gli aspetti che quantomeno possono essere migliorati. Sì, guarda, noi mostriamo, di solito tendiamo a mostrare il nostro bello. Recoaro 1000 ha un comprensorio che non è enorme, però nel suo piccolo ha tutto, gli impianti di risalita, il fondo, c'è le ciaspole, qua si può fare veramente di tutto. Il nostro augurio è quello che veramente anche la parte per quel che riguarda il fondo, le ciaspole, prendano l'attenzione che meritano. È importante da parte di chi amministra sia a livello comunale che a livello regionale e altro, iniziano a dare il peso che merita anche alle nostre discipline. Questo perché la montagna non è facile da vivere. Vedere una pista battuta è bello, però costa lavoro, costa impegno. Noi qua lo facciamo come volontari e anche come volontari abbiamo il nostro limite. Per questo è importante prendere l'attenzione che meritiamo per dare ai clienti, a chi viene a Recoaro, dare questa prospettiva di turismo che merita. Se rimaniamo così, lo dico a malincuore, però le cose non possono andare avanti. Non possiamo prenderci indietro confronto ad altri comprensori dove qua nel giro di poco abbiamo veramente tutto. Quindi bisogna investire nel modo corretto. Investire nel modo corretto sia nelle strutture e soprattutto sulle persone. Questo è importante, che ci dimentichiamo che la montagna non è solo quello che i nostri occhi vedono, ma è il lavoro che le persone fanno. Grazie Paolo, grazie a Paolo Storti per questa bellissima giornata che mi hai regalato qui a Recoaro. Io entro. Va bene, ci vediamo e vi saluto. Ciao, ciao. Ciao. Eccomi alla baita, alla Gabbiola, buongiorno, piacere, io sono Laura. Alberto. Io ho un appuntamento con Marzia, la trovo? Sì, è di là che ti aspetta. Grazie. Prego. Permesso. Buongiorno. Ciao Laura. Buongiorno. Ben arrivata. Marzia. Grazie mille, grazie mille. Mamma mia, cosa avete preparato qui oggi? Abbiamo imbandito una tavola. Ma vedo Marzia che non sei da sola. Buongiorno. Buongiorno. Sono la mamma, buongiorno Molto Adele. piacere. Laura, molto piacere. Cosa ci avete preparato? Abbiamo preparato questa tavola con tutti i prodotti tipici nostri, della tradizione di Recoaro. Allora ci sono i formaggi presi dalla Malga Sarita. Da dove arriviamo? Esatto, che Da siete dove appena arrivo? stati a Sì, trovarli. infatti. C'è il formaggio fresco e c'è quello un po' mezzano, un po' più stagionato. Poi abbiamo la soppressa e la bocconata, che è una soppressa con i pezzi di lardo dentro. Quindi Molto ancora più speziata, gustosa. più gustosa, esatto. E lo speck, perché lo speck non potrebbe insomma, mancare. assolutamente. Poi ci sono i dolci della casa, lo strudel e la torta soffice fatta sempre con la fioretta. Assaggiati i mitici gnocchi. Esatto. Gnocchi con la fioretta. Sì. Come vengono fatti velocemente? Gli gnocchi con la fioretta sono un impasto fatto con farina, fioretta, io ci metto anche il pane, tanti non lo mettono, comunque Ognuno dà la propria esatto, variante. ci mette un tocco. Sono fatti con il cucchiaio e vengono buttati nell'acqua bollente e poi vengono spadellati con burro di malga, se si può, Di malga, certo. e salvia. Benissimo, perché dovete Ecco. sapere che Christian mi ha regalato un po' di fioretta e bene. mi ha detto devi provare a Adesso- casa adesso a devi fare fare gli i gnocchi. gnocchi, Allora mi esatto. avete dato la ricetta, Esatto. per cui Sì, sono a sì. posto. Sì, Allora, sì, invece questa torta, ma chi la fa? In cucina, spiegatemi, lavoro di stick È o sempre in lei, cucina? io l'aiuto, però è lei che Sì, si arrangia. sei tu lo chef. La cuoca, Sì, è lei, diciamo. io l'aiuto, Sì, quello sì, che c'è da sì, fare, sì. per qualsiasi cosa. Questa torta è fatta con ingredienti naturali, diciamo c'è la fioretta, la farina, le uova, lo zucchero e lievito, ovviamente, vanillina E il cioccolato. e a cioccolato pezzetti. a scaglie. E il cioccolato a Sì, pezzetti. esatto. Dopo l'assaggiamo anche magari. Certo. E invece bisogna. lo strudel. E lo strudel è fatto con pasta sfoglia
e mele, pinoli, uvetta. So che è difficilissimo fare la sfoglia dello strudel. Abbastanza, sì. Ecco, la ricetta è un sì. po' lunga, quella magari me la date dopo. Esatto, Esatto. esatto. Allora, raccontatemi un po' la vostra storia. Voi siete qui di Recoaro, come Sì, mai noi siamo di gestite questo- Recoaro, io ho questo fatto posto? l'alberghiera 5 anni, Sì. ho fatto 5 anni l'alberghiera e mi sono diplomata nel 2003. Sì? Ecco, e basta, abbiamo deciso io e mia mamma di aprire un locale un po' per la passione della montagna, un po' per la passione di fare da mangiare, eccetera. Ecco, abbiamo deciso di provare a... E come sta andando, dai? Bene, Bene, sì, siete sì, contente? sì, 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 anche perché la soddisfazione proprio con i clienti che tornano, che... Esatto. Io penso che questo lavoro bisogna sentirlo, cioè averlo dentro. sì, Non è sì, che uno sì. si improvvisa. No, Ecco. te lo senti perché ho lavorato tanto, diciamo, in altri posti, però a un certo punto dici ok, voglio fare qualcosa, insomma, ecco, di più. Ma vedo che c'è anche Alberto che ci ha raggiunto. Alberto, allora anche tu so che dai il tuo contributo Certo. qui e vedo che la tavola è pronta con alcune delle specialità che fate. Certo. Riconosco gli gnocchi con la fioretta. Eccoli là, esatto. Poi Questo è il minestrone di legumi che in montagna Ci è sta sempre. gettonato, magari le giornate più fredde, diciamo. I bigoli con il ragù di carne. Sì. Ecco, e la polenta spezzatino. Polenta e spezzatino, insomma, Ecco, direi che ce sono- n'è per tutti i gusti. Esatto, esatto. Allora, io vi ringrazio tantissimo, Grazie a grazie te. ai miei ospiti e si conclude qui in questo speciale che abbiamo dedicato a Recoaro 1000 e alle offerte che Recoaro 1000 ha per i propri visitatori, per i propri turisti. Adesso linea alla regia, ma restate con noi perché chiuderemo questa puntata da Longarone, provincia di Belluno.